Impennata dei canoni demaniali, il 600% in più rispetto allo scorso anno, una percentuale che crea subbuglio tra i titolari di concessioni demaniali che temono un tracollo finanziario. Il terremoto sta tutto in 6 righe, un unico articoletto in cui si mette nero su bianco che il canone base annuo relativo alle concessioni di beni demaniali marittimi, specchiacque e pertinenze demaniali marittime è aumentato del 600% rispetto alla corrispondente misura dell'anno precedente. È il decreto del presidente della regione siciliana Rosario Crocetta che di fatto sestuplica il pedaggio che i privati devono pagare alla regione per l'uso del litorale siciliano, dal lido balneare al pontile delle raffinerie, passando per i porti turistici, attracchi di barche, ristoranti, alberghi e attività di acquacultura. Immediate le reazioni, Franco Picarella, presidente di Federalberghi, ha commentato il decreto evidenziandone la pesantezza che questo contiene. L'aumento del canone, ha detto Picarella, mortifica gli investimenti e taglia le gambe allo sviluppo. Ad essere penalizzati saranno la zona di Sciacca e Licata, ma anche i numerosi stabilimenti balneari ed i locali in riva al mare subiranno conseguenze negative. Il litorale agrigentino, ha dichiarato il presidente di Federalberghi, è fatto quasi interamente di piccole realtà turistico-ricettive che, a causa di questo decreto regionale, rischiano seriamente il tracollo. Tra l'altro, ha concluso Picarella, molte di queste attività sono stagionali, lavorando solo per 3 mesi e pagando a vuoto la concessione per il resto dell'anno. Moltiplicare per 6 significa strangolarle. E intanto domani l'assessore regionale al territorio ambiente, Mariella Lobello, ha convocato un incontro con i rappresentanti delle associazioni di categoria e gli operatori del settore turistico per discutere del decreto. Sarà avviato un tavolo di confronto, spiega l'assessore, utile ad individuare azioni condivise tra pubblico e privato. Con l'aumento del 600% dei canoni di concessione demaniale, spiega la Lobello, il governo regionale punta a recuperare oltre 50 milioni di euro al posto degli attuali 10 previsti dalla finanziaria regionale. L'assessore al territorio ambiente ribadisce l'impegno del governo a valorizzare i 1650 km di spiagge e coste che rappresenta, conclude, un patrimonio paesaggistico e naturalistico immenso, con grandi potenzialità in termini di sviluppo turistico ed economico.